eccoci adesso a Battaglia Terme, in provincia di Padova, dove c'è per noi Diana Paoli, che è di Rai News 24, e che ieri ha raccolto la rabbia e le proteste, ma anche la disperazione di chi ha dovuto di nuovo fare i conti con un disastro che definire annunciato di poco. Diana. Buongiorno signora. Voi come fate? Siete prigionieri qui praticamente? Esatto, siamo proprio prigionieri, non possiamo spostarci, non possiamo andare in nessun posto e quindi stiamo così. Come la vivete? Siete arrabbiati? Abbastanza arrabbiati siamo, sì, anche perché voglio dire con tutte le volte che si è detto di fare dei lavori, di fare le cose eccetera, non hanno mai fatto nulla e quindi questo è il disastro che hanno provocato e noi siamo sempre comunque, se capiterà ancora, siamo sempre in mezzo, voglio dire, non è che si toglie il pensiero. È vero che anche la regione e la provincia e la regione si vergognano. Volete che lo Stato intervenga? Certo, perché loro sono là che si grattano, no? Sono là tutti attorno a quel cerchio che fanno questione tra di loro, però non pensano alle altre famiglie, non pensano, lo so, sono questi anche nel lavoro, soprattutto della gente a casa, e dopo oltre ad essere a casa a lavorare, succede anche queste disgrazie. Da chi è che dobbiamo ringraziare? Lo Stato? La Regione? Ah, vabbè, allora proviamo a vedere male. Ah, che roba! No, venga un attimo perché qui non vede niente. Chiedete l'aiuto della regione e che Zaia si dia una mossa, le dica, perché 2 anni fa eravamo nella stessa situazione e la regione non ha soldi, mia amica. Adesso siamo le solite. Le dica a Zaia che si muova che è ora. Arrivederci, grazie. Noi siamo veramente felici e onorati di avere ospite con noi in studio il governatore del Veneto, Luca Zaia. Grazie di essere qui. Intanto possiamo dare subito una risposta ai suoi concittadini, ha sentito, c'è rabbia, ma anche se come dire, un senso di impotenza nei confronti di una natura che è ingenerosa, ma a volte anche l'opera dell'uomo ci mette del suo. Dall'ultima alluvione qualcosa è cambiato e se sì cosa? Guardi, mi lasci dire innanzitutto grazie per l'invito e per l'opportunità. Questa rischiava di essere l'ulteriore alluvione dimenticata del Veneto. Beh, dico sostanzialmente che noi abbiamo avuto una piovosità maggiore del 2010, che è stato l'anno orribile dell'alluvione. Sì. Abbiamo voluto, io sono stato commissario, realizzare 925 opere per 107 milioni di euro e quelle opere hanno funzionato. Ovvio che poi sono dei territori che si sono allagati, però vorrei ricordare che nel 2010 36 argini se ne sono andati e quindi i fiumi sono usciti nei piani campagna, sono entrati nelle zone industriali. In centro a Vicenza, dove ci sono i porticati, avevamo 2 metri d'acqua, i vigili del fuoco circolavano con i gommoni. Questo per dire che questa volta abbiamo scongiurato il peggio, allora avevamo 235 comuni coinvolti, oggi meno, ma è in egual misura una tragedia. Allora noi siamo in collegamento con Battaglia Terme, che è uno dei punti critici della situazione in Veneto attualmente, dove c'è Diana Paoli di Rai News 24 che sono giorni che monitora la situazione e che era presente anche all'alluvione del 2010, certo. Quindi è una piccola memoria storica della nostra azienda. Diana, com'è la situazione? Ecco, sì, proprio così, io mi trovo nella strada che avete visto poco fa nelle immagini, ieri qui l'acqua raggiungeva oltre 1 metro d'altezza, dovevamo girare con la barca con l'aiuto dei vigili del fuoco, qui dietro vedete c'è un disastro praticamente, la gente sta portando fuori i mobili di tutto dai piani terra che sono stati completamente devastati dalla furia dell'acqua che è entrata da questo canale, il canale che c'è qua dietro e ha fatto davvero danni molto molto pesanti. Noi abbiamo qui vicino degli alluvionati, la signora Maria Teresa che prima mi ha fatto vedere che cosa accada, forse riusciamo anche a farvi vedere le immagini intanto da studio, dalla regia. Lei è disperata in questo momento, ha perso tutto? Ho perso tutto e spero che mi verranno incontro perché è già la 3ª volta, questa è stata una cosa troppo grossa, l'altra volta ci avevano degrassato di serie B, non hanno dato niente. Non ha ricevuto neanche un soldo? Ma questa volta è troppo grosso, io non vado a lavoro, non ho più niente.
Ha perso tutto, chiede dei soldi subito, risarcimento. Io devo ricominciare a vivere, io non posso fare debiti, che ho già un mutuo e non ce la faccio più. Le tasse come fate a pagarle? Rimarranno lì adesso le bollette perché non ce la faccio. Ecco, avete sentito la disperazione. Qui accanto a me c'è il signor Claudio che ci ha detto prima, la vediamo sempre, la solita storia ogni anno ormai. Ogni anno, almeno una volta all'anno, il fiume minaccia di rompere gli agini, insomma. C'è sempre la solita scena, la protezione civile che viene qui, appronta i sacchi di sabbia, la gente che si prepara all'emergenza, il fiume che esce magari di pochi centimetri dalla base del muretto e insomma tutto finisce bene, ecco. Stavolta purtroppo è successo quello che nessuno si aspettava, neanche nelle peggiori previsioni. Una catastrofe. È venuta con una violenza enorme. Sì, nel giro di 2 ore, ma praticamente da sopra le caviglie arrivava sopra il ginocchio, nel giro di 2 ore e mezza. Per cui stavolta è successo proprio quello che nessuno si aspettava, anche se forse le avvisaglie c'erano già state negli anni precedenti e questa prima o poi probabilmente dovrà succedere. Comunque non bastano secondo me 3-4 giorni di pioggia a spiegare tutto questo sfacelo, questa devastazione qua. Vedete la disperazione qui a Battaglia Terme, cosa vuole aggiungere signora? Voglio aggiungere che non ci sono persone di serie A e persone di serie B, perché dobbiamo tutti vivere. E non è che devono aiutare alcuni e alcuni no. Si sente abbandonata adesso. Ecco, sentite la disperazione della gente, qui a Battaglia Terme, non solo perché sono vari comuni della provincia padovana ad essere ancora in emergenza. Sono stati fatti molti lavori in questi anni, va detto, più di 100 milioni investiti, molte le opere, anche opere molto grandi, bacini di eliminazione che hanno bisogno di soldi, naturalmente di tempo per la costruzione. Già è stato fatto parecchio nel Vicentino, tant'è che come sapete Vicenza è stata salvata questa volta dal Bacchiglione e anche la zona nei dintorni. Qui nel Padovano ancora però si è sempre a rischio. Poi c'è il problema grosso delle temperature, anche in questo momento le temperature sono piuttosto alte, anche in montagna, lo avete sentito e visto con i vostri occhi poco fa quanta neve c'è, il pericolo è che si sciolga tutto e che vada ad aumentare i corsi d'acqua già gonfi, anche il Piave è molto alto in questo momento, quindi resta comunque l'allerta, il Veneto ha bisogno di aiuto, questo è certo. Grazie Diana. Allora, ecco, questa è la testimonianza della nostra Diana Paoli che conosce la zona con quanto lei è del posto. Il punto è questo. 107 milioni di euro sono serviti a limitare i danni, a contenerli. Vicenza si è salvata, la zona del Padovano molto meno. Quanti milioni di euro ci vorranno ancora perché la situazione riesca ad affrontare la prossima bomba d'acqua, il prossimo nubifragio in una maniera eccellente, diciamo? Guardi, mi lasci dire che io ho esordito nel 2010 da Presidente della Regione con l'alluvione. Con questa benedizione. E la storia della Regione del Veneto è un po' la storia di tutte le regioni, mai ci si è occupati di quello che è il dissesto idrogeologico. Ho fatto fare da subito un piano, vale circa 2 miliardi e 700 milioni di euro e su questo piano abbiamo iniziato a investire. Ovvio che non ce la facciamo con le sole nostre risorse, questo è poco ma sicuro, ma abbiamo avuto il coraggio ad esempio di mettere in cantiere, lo ricordava anche la giornalista prima, 4 grandi bacini di laminazione. Cioè i risultati si vedono e vorrei però rispondere a quei cittadini, non saranno lasciati soli. Io lo dico anche in anteprima qui da voi, arrivo da un incontro con il Presidente del Consiglio Letta proprio per chiedere interventi del Governo sulla partita dell'alluvione del Veneto. Lei ha chiesto lo stato di emergenza, giusto? Io ho già decretato lo stato di calamità come governatore del Veneto. Dico anche che abbiamo avuto le condizioni della tempesta perfetta. 3 metri di neve in montagna che sono un'autentica tragedia, sembra strano dirlo, ma da noi crollano i tetti e se ne vanno gli impianti di risalita e ci sono frane. Dall'altro lo scirocco che non fa ricevere l'acqua a mare, quindi i fiumi si sono ingrossati e fa sciogliere la neve. Per questo quel cittadino ha detto piove 3 giorni e abbiamo il fiume pieno. C'è una motivazione. Ha piovuto tanto, ha nevicato tanto e poi tutto finisce nell'alveo del fiume. Senta, l'emergenza adesso come la affronterete, visto che ci sono centinaia di persone che sono in stato di necessità? Guardi, intanto ringrazio tutti, 2500 volontari, l'esercito che è venuto,
e tutti i cittadini che ci sono solidali, anche i volontari che sono venuti dall'Emilia Romagna, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, tutti, veramente tutti indistintamente. Voglio ricordare che per noi le tragedie sono i comuni alluvionati, la montagna che ha avuto un blackout per 35.000 utenze, se ne sono andati circa 14 chilometri di linea elettrica in virtù delle avversità atmosferiche, e poi quello che spesso non si ricorda, i danni all'agricoltura. Abbiamo avuto quasi 500.000 animali morti, ed infine le spiagge, perché le spiagge sono l'esito finale delle alluvioni. Oggi noi abbiamo le spiagge devastate dai rifiuti. Lei è stato Ministro dell'Agricoltura qualche tempo fa e nessuno più attrezzato di lei sul piano culturale per dare una risposta agli allevatori di bestiame, ma anche agli allevatori diretti, ai coltivatori diretti che hanno subito danni, dichiara Coldiretti, per 10 milioni di euro, 50.000 animali sott'acqua. Insomma, fattorie la partita, le dico, parliamo di un'agricoltura che è quella del Veneto, che è la seconda industria dopo il turismo. Noi siamo la prima industria d'Italia per il turismo come Veneto. Vale circa 6 miliardi di euro e ha 350 prodotti tipici, il che vuol dire che noi mettiamo in discussione un elemento forte di economico, ma anche di promozione identitaria, perché assieme al nostro turismo poi va tutto quello che è il comparto dell'agroalimentare. In queste ore si è inaugurata la Fiera di Verona, che è Fiera Agricola di Verona, è un'altra occasione per parlare di agricoltura. E direi che a mio avviso sono pochi quei 10 milioni di euro che sono già stati preventivati. I danni sono molto più ingenti, perché molti vigneti non ci sarà più la fioritura, grazie, non ci sarà più la fioritura, perché le viti rimaste 3, 4, 5 giorni sotto 1 metro d'acqua sono letteralmente morte. Senta, io credo che noi dovremmo fare uno, lo dico io, lo dicono i climatologi, con le avversità atmosferiche diventeranno la normalità. Queste vicende qui non sono vicende isolate che capitano una volta ogni morte di Papa, ma probabilmente si ripeteranno fra 1 anno, fra 2 anni, perché il clima è modificato, è cambiato. Quindi come ci si attrezza per un'emergenza che ormai è la costante del clima? Guardi, mi lasci dire, io direi questo, è quello che noi stiamo tentando di fare in Veneto. Le strade che abbiamo progettato e quelle che abbiamo in progettazione sono sufficienti. La vera sfida non è ancora pensare a nastri d'asfalto in Italia, ma è quella della tutela del dissesto idrogeologico e non consumare suolo. Noi stiamo portando avanti una legge in Consiglio regionale per arrivare alla cubatura zero. Non è facile, perché comunque ci rendiamo conto che non è facile, però è anche la volontà di pensare che comunque il territorio deve essere preservato e trattato bene. Ci vuole poi un piano Marshall, definiamolo così, mi passi la dizione di un piano Marshall, cioè un piano strategico nazionale di interventi infrastrutturali per quel che riguarda la tutela del dissesto idrogeologico. Ed oggi non c'è in Italia. I geologi dicono che i fiumi fanno i fiumi, insomma, non è colpa dei fiumi se straripano, perché una volta oltre gli argini dei fiumi c'era la terra. Adesso ci sono, soprattutto grazie al miracolo del nord-est che ha fatto tanto onore, ha portato benessere diffuso, questi argini incontrano capannoni, fabbrichette, capannoni e asfalto. Ma incontrano anche, anche aziende agricole, Collina del Prosecco, il Valpolicella, il Lago di Garda. No, perché sennò diamo sempre una descrizione del Veneto che sembra che ci sia solo cemento. Dico anche che questo cemento del Veneto, il miracolo del nord-est, sono 600.000 imprese che pagano ogni anno a Roma 21 miliardi di tasse. Ed è bene ricordarlo a tutti i cittadini. Ma non volevo dire che il cemento fosse brutta cosa. Lo dico perché siamo una delle 4 regioni che ha un reddito fiscale attivo. Cioè, servono anche a qualcosa queste imprese, perché oggi sembra che facciano schifo a tutti. Però è altrettanto vero che noi diamo occupazione e creiamo ricchezza per il Veneto e per il Paese. La vera sfida è quella di pensare che tutti noi ci dobbiamo mettere d'impegno. Dal cittadino che davanti al cancello di casa, alla ringhiera di casa, magari c'è un fossato da ripulire, come si faceva in passato, oppure pensare che a livello generale non possiamo, come giustamente diceva lei, pensare ancora di preventivare aree edificabili, magari residenziali, negli alvei dei fiumi, in zone di esondazione, perché abbiamo sentito i racconti. E il racconto è esemplare, cioè quel muretto ci ha portato dentro l'acqua, ma quel muretto lo ha indicato, è lì vicino. Oggi non facciamo colpe a nessuno, però dovremmo recuperare queste cose. Grazie al governatore del Veneto Luca Zaia per essere stato con noi, complimenti per il suo lavoro e in bocca al lupo. Grazie.